Amici di Veneto Globe, gentili ascoltatori di Radio Conegliano, buonasera e ben ritrovati. Siamo in diretta dalla fiera di Santa Lucia di Piave, giunta quest'anno alla seconda edizione della fiera internazionale e alla 1356esima edizione. Buonasera da Michele Borella, vorrei presentarvi subito i nostri graditi ospiti. Alla mia destra il dottor Luca Bellotto, assessore all'agricoltura, all'ambiente e al turismo del comune di Santa Lucia di Piave. Buonasera Assessore. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Poi abbiamo alla nostra sinistra il dottor Alberto Nadal, titolare dell'azienda agricola Nadal. Buonasera, grazie. E qui alla mia sinistra il direttore dell'azienda Borgoluce di Susegana, Gabriele Furlanetto. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere intervenuti. Partirei con l'assessore Luca Bellotto. Che cosa ha spinto la nascita di questo marchio di promozione del territorio Medio Piave, Assessore? La spinta è stata data dal voler valorizzare un territorio meraviglioso che è quello del Medio Piave e alle aziende, alla storia e agli eventi che vengono fatti all'interno di questo territorio. Abbiamo creato un marchio e l'abbiamo legato all'evento più importante che c'è in questo territorio, cioè la fiera, e quindi si chiama Terre dell'antica fiera del Piave, prodotti, storia ed eventi. Il marchio rappresenta un cuore con all'interno il simbolo di Santa Lucia che è l'arco. Gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli nella valorizzazione del territorio, della valorizzazione delle prodotti, delle produzioni locali, con un occhio rivolto a quello che è l'ambiente e la salvaguardia dell'ambiente. Ecco perché alle aziende che richiedono l'utilizzo di questo marchio territoriale noi andiamo a chiedere delle semplici cose. Chiediamo il legame con il territorio, quindi la sede operativa e produttiva che deve essere all'interno del comune di Santa Lucia o all'interno di uno dei 13 comuni del Medio Piave che chiedono di poter aderire a questo marchio, di fare promozione, di fare attività all'interno di questo territorio, quindi non solo produzione ma anche valorizzazione di quello che sono le realtà, le associazioni, fare convegni, convegnistica per la promozione del territorio e poi andiamo a valutare quello che è l'impatto e l'occhio che viene dato all'ambiente, quindi aziende che spingono per l'installazione di pannelli fotovoltaici piuttosto che produzioni di biogas, quindi andiamo alla valorizzazione di quello che è il mondo agricolo a 360 gradi. Ecco, avete una stima di quante potrebbero essere a pieno regime le aziende che potrebbero aderire a questo progetto? Ma se pensiamo che il territorio che noi abbiamo considerato da prendere come modello sono circa 13 comuni per 100.000 abitanti. Se pensiamo che a Santa Lucia adesso siamo circa 10 aziende, tramutiamole per 12-13 comuni, quindi arriviamo a più di 100 aziende e quindi un volano di interesse e di produzioni locali di assoluto rilievo. Ecco, e a proposito di aziende direi di far intervenire subito due aziende davvero significative ed importanti del nostro territorio. Comincerei con il dottor Alberto Nadal, che invitiamo a presentarci l'azienda di cui lui è titolare, ovvero l'azienda agricola Nadal. Sì, grazie. Prego Alberto. Grazie di essere ospiti qui oggi. La nostra azienda è un'azienda storica del territorio, un'azienda che ha più di 50 anni alle spalle, è partita dai nostri nonni che erano produttori come molti nella nostra zona d'uva, poi si è specializzata nel tempo con mio padre nel settore appunto dell'enoviticoltura, perché ha fatto appunto la storica scuola enologica di Conegliano, dove si è specializzato, è diventato enologo, che tra l'altro poi in quegli anni l'enologia, la laurea non esisteva neanche, è diventato enologo honoris causa poi negli anni, col tempo è arrivato dal ministero il titolo. Quindi insomma una cantina che ha una storia, una cantina che ha comunque sempre seguito poi i valori del nostro territorio, quindi di tradizione, di quella volontà del far bene che è tipica delle nostre aziende, del nostro settore, e lavoriamo circa 25 ettari di vigneti
noi li produciamo l'uva, la trasformiamo, quindi facciamo tutto l'imbottigliamento e quant'altro e la commercializziamo, quindi poi seguiamo tutta la filiera produttiva cercando sempre di essere all'avanguardia con i tempi e anche con l'idea, insomma, la forma mentis di pensare che oggi l'agricoltore debba essere custode del territorio, ma che l'agricoltura sia anche e soprattutto salvaguardia e valorizzazione del territorio. Bene, grazie al dottor Alberto Nadal, che passa il microfono per far intervenire Gabriele Furlanetto, direttore dell'azienda Borgoluce di Susegana. Grazie. Allora io rappresento l'azienda Borgoluce, che è un'azienda di proprietà della famiglia dei Conti Collalto di Susegana, un'antichissima famiglia che da 1000 anni amministra questo territorio. È una famiglia che ha sempre avuto un'attenzione e un rispetto all'ambiente e ha sempre avuto passione per l'agricoltura, per l'innovazione e ha sempre creduto anche in una diversificazione dei prodotti e delle attività aziendali. Oggi Borgoluce ha circa 500 ettari di superficie a seminativi dove si coltivano cereali e foraggi per il proprio bestiame, e abbiamo un allevamento di vacche limousine linea vacca vitello su circa 250 ettari di superficie, una vallata a prato stabile. Abbiamo circa 100 ettari di vigneti, 35 ettari di noci e all'interno di questo abbiamo anche un piccolo allevamento di pecore, qualche cavallo, un allevamento di bufale e un allevamento di maiale a ciclo chiuso, quindi abbiamo le scrofe e nascono i maialini in cui vengono allevati non in ambienti così chiusi e ristretti, ma su 5 ettari di superficie, sempre a uno stato semibrado. Degli allevamenti abbiamo quindi maiali, abbiamo poi la sala di lavorazione delle carni e quindi la salumeria. Delle bufale abbiamo il caseificio, produciamo mozzarelle di bufala di cui siamo onorati che ci hanno dato anche la medaglia d'oro al Caseus Veneto. La carne bovina viene comunque lavorata, confezionata e venduta nel nostro spaccio, così le noci e così il vino, oltre al miele, alle farine di mais bianco perla o marano vicentino. Insomma, un'attività molto complessa da un punto di vista produttivo, e negli ultimi 10 anni l'azienda poi ha anche pensato di far conoscere alla popolazione l'azienda, invitandola in azienda, quindi facendo delle domeniche aperte in cui possono visitare, condotti, quindi con guidati, e gli spieghiamo cosa facciamo in azienda. E abbiamo aperto un ristorante, Osteria Borgoluce, su a Collalto. Abbiamo una frasca a Santa Lucia di Piave, praticamente in quella località Mandre, una frasca dove si può comprare al sabato e alla domenica, si può comprare i prodotti, si possono degustare, si può sedersi a tavola a bere un bicchiere di vino, e la casa è tutta museo dei vecchi mestieri della civiltà contadina. Un museo molto bello, molto interessante. C'è la possibilità di visitare la stalla, accogliamo molti gruppi, molti visitatori, facciamo circa 4.000 persone all'anno di visitatori, circa 2.500 ragazzi delle scuole con fattorie didattiche in cui organizziamo dei laboratori, facciamo il pane, facciamo il formaggio, e quindi i bambini si portano a casa il formaggino, si portano a casa il suo panino. Facciamo i giochini di un tempo, l'orto botanico, insomma vari laboratori. Adesso abbiamo l'idea di intensificare ancora di più il museo, di intensificare ancora di più queste visite con il pubblico. Bene, siamo anche ormai alla fine di un anno, siamo vicini a Natale. E quindi con quale auspicio, Assessore, noi ci possiamo così affacciare al nuovo anno, con quale obiettivo, con quale scopo? Per la fiera e
appunto L'obiettivo per il futuro parte proprio da questo importante appuntamento, perché da sempre il marchio è nato anche per la valorizzazione delle aziende all'interno di Fiera Santa Lucia. Fino a prima le aziende di Santa Lucia venivano poco valorizzate, adesso con questo progetto possono trovare spazio e visibilità. Per il futuro noi vorremmo coinvolgere altri comuni dell'asta del Medio Piave, inizieremo con Spresiano, è una novità di questi giorni, mi ha chiamato il sindaco qualche giorno fa dicendomi che è entusiasta del progetto, e quindi andremo man mano ad aggiungere comune dopo comune, azienda dopo azienda, e chissà, su Veneto Globe ci ritroveremo molto presto, perché ci sono importanti appuntamenti per andare all'interno delle aziende, all'interno delle lavorazioni e conoscere quelle che sono gli antichi mestieri, le antiche lavorazioni che facevano i nostri nonni, ma che per guardare al futuro, io dico sempre, un occhio al passato lo dobbiamo dare, sempre con l'innovazione, perché qui abbiamo aziende che hanno saputo rinnovarsi in questi anni, sono delle eccellenze che continuano a investire, chi ha diversificato, abbiamo 2 aziende che chi fa solo vino ma poi butta un occhio anche a quello che è la recettività turistica nel territorio, perché il nostro futuro, il turismo, può dare lavoro, quei posti che mancano dal produttivo, dall'industriale, li possiamo ritrovare nell'agroalimentare e nell'accoglienza. Dottor Alberto Nadal, con quale auspicio, con quale augurio salutiamo i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori per le vacanze di Natale e per il futuro, per l'anno prossimo? Beh, sicuramente con l'auspicio di venirci a trovare, perché insomma le nostre, come è stato detto, sono delle aziende che hanno un occhio sia al prodotto che fanno, ma anche alla recettività appunto dei consumatori e dei propri consumatori. E anche noi come azienda abbiamo un'area dedicata appunto a un museo dove facciamo anche degli eventi, delle serate a tema, anche noi ospitiamo gruppi scolaresche che comunque vengono a visitare le nostre aziende, quindi siamo comunque bene o male delle aziende che danno importanza a questo aspetto, insomma, della recettività e quindi del turismo, perché i propri prodotti vanno valorizzati e vanno spiegati anche poi al consumatore che viene da noi, che viene a trovarci. Quindi l'auspicio è quello di continuare con questo progetto, e noi impegnandoci bene con i prodotti che facciamo e con la salvaguardia del territorio come oggi facciamo, e anche poi insomma con una collaborazione stretta con le amministrazioni, in modo da far sì che si possa crescere sempre e arrivare a maturare con un progetto sempre migliore. Grazie Alberto Nadal. La parola adesso a Gabriele Furlanetto, anche per Gabriele il saluto e l'auspicio per il prossimo. Allora intanto invitiamo a venirci a trovare, anche noi, a trovarci al nostro spaccio per provare i nostri prodotti. Ecco, ricordiamo l'indirizzo. L'indirizzo dello spaccio è in località Musile a Susegana, lungo la statale Pontebana, a metà strada tra Susegana e Ponte Apriula, e invitarvi al sabato e la domenica a venire a visitare Mandre, la stalla di bufale, il museo, la frasca, e abbiamo un bel progetto con il comune di Santa Lucia siccome Mandre è un'azienda, i fabbricati sono stati sequestrati nella prima guerra mondiale e fatta caserma militare, e all'interno di questi stanzoni, di questi granai, ci sono ancora le tracce dei militari con disegni, con mappe, e questo è piaciuto tanto al comune, no? Al sindaco e all'assessore Bellotto, e stiamo collaborando per realizzare un museo sulla Grande Guerra, sulla Prima Guerra Mondiale, e quindi farlo diventare un museo statico, e quindi arricchire quindi Mandre dell'aspetto ricettivo e museale. Inoltre stiamo pensando a una collaborazione con la scuola dell'enologia, in cui ho avuto un contatto con un insegnante che con il nuovo progetto di alternanza scuola-lavoro di fare all'interno dell'azienda, dedicheremo uno spazio in cui i ragazzi possono venire a turno, diciamo, a coltivare, a fare un orto botanico, a seminare delle essenze e potersele curare. Insomma, è tutto da progettare, ma sembra che la scuola sia aperta a questo, sia interessata a questo progetto anche. Benissimo, noi credo siamo arrivati al termine del nostro incontro. Ringraziamo i nostri ospiti
Ringraziamo gli amici che ci hanno seguito alla radio e i nostri telespettatori. A tutti l'invito di continuare a seguire Radio Conegliano e Veneto Globe e naturalmente a tutti buona serata.